Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Good Caiaphas, the council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Hosanna superstar, Hosanna superstar, Hosanna superstar, Hosanna superstar. Listen to that howling mob of blockheads in the street. A trick or two with leopards and the whole town's on its feet. He is dangerous, Jesus Christ, superstar. He is dangerous. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, questo era ovviamente Jesus Christ Superstar, il film del 1973, e il pezzo è ovviamente Jesus Must Die, visto che siamo nel venerdì santo, ma noi andiamo avanti e ci portiamo verso la Pasqua. C'è lo chef Alessandro Circiello. Buonasera carissimo. Ciao Buonasera chef. a voi. E allora, raccontaci sia nella tradizione della tua regione, di Roma, Lazio, del Lazio, ma quindi centro Italia, ma facciamo un po' una ricetta tutta made in Italy per i nostri radioascoltatori. Cosa si mangia a Pasqua? Beh, sai, a Pasqua per tradizione, come hai ben detto, l'agnello un po' in tutta Italia, a Bacchio si cucina con i carciofi al forno. Chiaramente chi non ama l'agnello e l'abbacchio possiamo fare tante paste ripiene, no? Come elemento beneaugurante della Pasqua ci sono tutte le farciture, quindi i ravioli, le ricette con l'uovo e soprattutto tante ricette con l'uovo, dalle uova sode farcite ma anche dalle uova in camicia, che sono le uova cotte in acqua bollente con un po' di aceto, così si crea subito, si addensa l'albume con il tuolo e si creano queste uova in camicia che spesso vengono abbinate in tante regioni con le loro verdure tipiche, dalle cicorie agli spinaci. In più anche i dolci, adesso al di là della classica colomba, con l'uovo al cioccolato fondente possiamo fare tante ricette, possiamo fonderlo e fare una salsa magari in abbinamento con dei frutti rossi, possiamo arricchirci anche con una fusione di uovo di cioccolato, la colomba con delle salse. Quindi veramente ecco, la Pasqua ha tante ricette. I carciofi fritti si usano molto a Roma in pastella, quindi tagliati da crudi, puliti bene e pastellati con una pastella fatta con H, uova e farine. Buono, molto Antonino. buono. E allora scusami però chef, faccio una domanda al contrario per la prima volta. Cosa non vedi proprio in tavola per Pasqua? Che dici no, a Pasqua quella cosa lì non si mangia. In un altro periodo magari sì, quindi no. Non dirci qualcosa tipo il panino del McDonald's, per capirsi che quello lì abbiamo capito che magari non nelle tue corde e neanche nelle mie, ma qualcosa che invece è buono ma non mangeresti, non lo faresti mai come chef a Pasqua. Noi sai, in Italia abbiamo tantissime ricette e sto pensando magari ecco anche i risotti, che sono tante ricette, farle magari con i prodotti di stagione, che ne so, un risotto con la zucca è da evitare anche se si trova ancora perché va fuori stagione. Magari facciamo risotto con gli asparagi, che è un prodotto che è in linea con i piselli, le fave, che è in linea con questo momento della stagione. E siccome abbiamo tanti piatti a pranzo, magari a cena una bella zuppa con le verdure depurativa, e se mangiamo l'agnello evitiamo di fare altra carne rossa, per dire, in abbinamento.
E chiaramente ecco i dolci, c'è già la pastiera, c'è la colomba, c'è le uova di cioccolato, quindi si possono evitare magari tanti altri dolci tipici italiani, perché già ce ne abbiamo 3 in abbondanza a livello penso di calorie e gusto, ne abbiamo e quindi poi le ricette sono molteplici, c'è addirittura chi fa i tortellini in brodo, no? Classici del Natale, in tante regioni li realizzano anche sotto il periodo di Pasqua, che poi non so da voi, ma oggi a Roma improvvisamente è arrivata l'estate, 25 gradi, faceva un freddo fino a ieri notte, quindi magari i tortellini in brodo, speriamo, e quindi a Pasqua e Pasquetta ci sarà bel tempo in tutta Italia, vedevo il sole, quindi magari il tortellino in brodo non è una ricetta che ti ispira particolarmente, super calda. Chef, ma per andare verso un secondo che non sia molto pesante, cosa possiamo prendere? Beh, sicuramente tipico è tutto ciò che è in farcitura, tutte le ricette tipiche farcite. Faccio l'esempio, ecco, a Treviso abbiamo dell'ottimo radicchio trevigiano, quindi fare del tacchino, del pollo, quindi farcito con il radicchio di Treviso, e fare quindi una salsa con le fave di stagione è sicuramente un secondo piatto proteico in linea con la stagione, anche molto più digeribile e leggero di altre ricette che hanno tanto grasso. Quindi si può prendere della feta di tacchino, possiamo metterci dentro del radicchio di Treviso spatellato a parte, magari bagnato con un buon vino rosso delle vostre zone, e messo all'interno a modo di farcitura. Ci possiamo mettere all'interno dei formaggi, chiuderlo bene con uno spago da cucina, cuocere in forno a 170 gradi per mezz'ora e poi accompagnarlo da una salsa di fave e carciofi, per dire, un classico piatto delle vigne di questo periodo, no? Quindi i carciofi e le fave fino per il periodo di maggio sono nel pieno della stagione del gusto, può essere un ottimo connubio. Interessante. Bene, mi hai fatto venire come tutte le volte l'acquolina in bocca, anche perché sono le 6:25, ho mangiato anche poco oggi, quindi ho una cena, l'avrei anticipata, quindi oggi mi hai fatto un po' morire, Ale. Detto questo, se non hai altre domande, sono 18:25 minuti. Anto, volevi aggiungere qualcosa? No, io volevo dire, dopo mangiato, che ci beviamo? Ah, eccolo, vai. Non mi sbagliare sulle bollicine e sui vini, per favore. Ma sai, ognuno ha il suo gusto. Diciamo, i dolci abbinarli alle bollicine è sbagliato a livello sensoriale, dovrebbe abbinare dei vini da meditazione, no? Dei passivi, ecco, a Breganza abbiamo delle ottime eccellenze, no? Sia in Veneto che in Lombardia, quindi i passivi, i dolci. Perché la bollicina valorizza più un elemento grasso, quindi può essere un antipasto, un primo, un secondo. Bravo. Fare un estratto depurativo di frutta e verdura, una tisana, mi sembra un po' alquanto troppo leggero per la festività. A me piace sicuramente il vino rosso. Il vino rosso è il vino che ha più polifenoli, che ha più sostanze anche nutraceutiche, che fa bene alla salute. Personalmente, ecco, il bicchiere di vino rosso di qualità è sicuramente, a mio avviso, l'abbinamento migliore dopo che abbiamo mangiato tante cose, tanti gusti, tante ricette, e quindi a mio avviso è ben indicato. Voi cosa ne pensate? Bene. Assolutamente. Anche secondo me. Gli do anche un consiglio, salutando il nostro chef: date una storia anche di territorio al vostro piatto. Quindi se partite con un piatto, una tradizione, magari unitela con un vino che vi racconta anche quel territorio, perché è tutto un racconto, non è più, dimmi se sbaglio Ale, un mangiare o sedersi a tavola. Noi sediamo a tavola, parliamo, facciamo, ma è anche un racconto che facciamo di territorio ed è un'emozione che proviamo tutti insieme. Sì, e poi alla fine la nostra cucina italiana, come abbiamo parlato anche recentemente, è patrimonio dell'UNESCO proprio grazie a questa grande varietà, a questa biodiversità, e anche perché stando in un territorio assapori non solo la cultura di quel territorio, ma anche il gusto e il sapore ovviamente della tavola, e quindi il cibo e il buon vino di quel territorio è veramente il nostro patrimonio immateriale. Io ci tengo, non so se sbaglio, perché poi ci sono vini buonissimi, poi i ristoranti naturalmente hanno una cartella vini ricchissima, perché devono un po' sopperire a tutte le esigenze dei consumatori, di chi va a mangiare. Ma io quando vado a mangiare, diciamo, esco dalla mia regione o vado nell'entroterra, cerco anche, se sono innamorato naturalmente di alcuni vini che mi piacciono, che bevo anche a casa e compro, però quando vado a mangiare da qualche parte io cerco sempre
il prodotto territoriale, perché se vado soprattutto in un ristorante, una trattoria che mi racconta il territorio, il racconto, se non c'è un vino di quella zona, mi sembra incompleto. Quindi cerco sempre di bermi il vino, anche se magari non sono proprio territori vocati a vino, devo dire la verità, io sono un po' estremista in queste cose, però mi sembra proprio che sia un racconto, una musicalità del piatto, insomma, è una cosa che ci tengo particolarmente. Certo. Va bene? Detto questo, un consiglio che do a tutti i radioascoltatori. Dimmi Ale, scusami, che non ti ho sentito. Certo, no, concordo in prima persona, esatto, questo è alla base di tutto, è vero, confermo. Bene, grazie naturalmente per i consigli pasquali in questo caso e insomma, dai, poi parleremo magari, ci risentiremo più avanti, se è il nostro jolly prefestivo, facciamo come una comunicazione di servizio. Grazie mille Alessandro Circello, Federcuochi e grande chef in quel di Roma. Grazie Ale. Alla prossima ricetta, a voi, ciao. Grazie. Anzi Ale, scusami Alessandro, perdonami. Dimmi dove siete, se i nostri ascoltatori, possiamo anche dirlo, con tutto quello che hai dato a Radio Libertà possiamo anche spoilerare, dove ti possono trovare come ristorante se vogliono venire a mangiare da te? Beh, io curo il ristorante all'interno del Museo di Roma, Palazzo Esposizioni, che si trova a Via Milano, quindi è proprio a Via Nazionale, accanto al Quirinale. E allora, romani e non, se volete andare a trovare il nostro Alessandro Circello, avete sentito dove potete andare a gustare un buon piatto cucinato da lui. E adesso salutiamo il nostro Alessandro, grazie Ale, ma vi saluto, a presto anche a te, vi saluto anch'io perché sono le 18:30 scoccate in codesto momento e augurandovi una buona Pasqua in famiglia e felice naturalmente anche Pasquetta con gli amici, vi abbraccio tutti e vi do un mio caro saluto. A te, naturalmente Antonino, un bel bacione, ma soprattutto alla nostra grande Natalia in regia che ci dà sempre un grande aiuto e quindi anche a te un grande augurio di buona Pasqua Natalia. Ciao a tutti! Grazie ancora, buona Pasqua a te Lorenzo, adesso pausa e poi qui Parlamento con Daisy Pirovano, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Innanzitutto anticipo il voto favorevole da parte del gruppo Lega. Questo è un provvedimento molto breve, molto snello, si tratta di soli 2 articoli con 2 deleghe, ma è un provvedimento intrinsecamente molto importante, partendo ovviamente dalle tematiche trattate che sono per l'articolo 1 la proroga al 31 ottobre del 2026 della delega che riguarda in questo caso le disposizioni integrative e correttive sul funzionamento e l'ordinamento del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Qui si tratta di due decreti legislativi di revisione e semplificazione, che sono il 139 del 2006 e il 217 del 2005. Ovviamente il tema dei vigili del fuoco, come hanno detto anche alcuni colleghi bene prima, è molto importante, sia che si tratti di vigili del fuoco che fanno questo mestiere proprio per cui è un lavoro, e sia che si tratti dei vigili del fuoco volontari, che sono un presidio fondamentale sui nostri territori. Veramente scusate, ma ho dei problemi al microfono che non sta su. Bene, vediamo se rimane. I vigili del fuoco volontari, che sono, dicevo, un presidio fondamentale per il nostro territorio e che lo fanno ancora con più passione, con più disponibilità, perché veramente rischiano la loro vita per aiutare le proprie comunità. Quindi questa prima delega è importante affinché il Ministero dell'Interno abbia il tempo necessario per preparare tutte le disposizioni necessarie per la semplificazione nel campo dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda l'articolo 2, invece siamo in tutt'altro settore, che è quello delle liste elettorali, quindi dei comuni. Andiamo a prorogare dal 28 maggio al 29 novembre del 2026 la delega in materia di ufficio, in materia di testo unico per le leggi, per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali. Il motivo principale è che la scadenza di questa delega era proprio nel periodo della finestra elettorale, che è quella di maggio di quest'anno, quindi viene posticipato a novembre. Questo è un provvedimento, quindi quello che è contenuto all'interno della delega, ovviamente molto importante, perché si tratta in particolare della digitalizzazione delle liste elettorali. Alcuni comuni l'hanno già fatto, altri non l'hanno ancora fatto, e anche in questo caso serve qualche mese in più per poter predisporre le deleghe da parte del Ministero dell'Interno. Qua parliamo in particolare dell'articolo 14 della legge 167 del 2025, e ha dei punti fondamentali, perché si tratta di dematerializzare le liste elettorali. Chi ha fatto il sindaco, l'amministratore come me, sa bene cosa significa, quindi dei controlli costanti, revisioni semestrali, registri cartacei. In questo caso noi andiamo a digitalizzare, niente, è così, sono segnali, sono troppo. Andiamo a dematerializzare e andiamo a fare un aggiornamento automatico delle liste elettorali. Innanzitutto al compimento di 18 anni si viene inseriti automaticamente, e poi c'è un aggiornamento continuo senza bisogno di revisioni manuali. L'altra cosa importante è l'integrazione con l'anagrafe nazionale della popolazione residente e la revisione delle procedure per superare l'aggiornamento manuale, e questo potrebbe essere un passo molto importante, una volta che tutti i comuni di questo paese si saranno aggiornati alle nuove procedure di digitalizzazione, un primo passo molto importante, anche se non sufficiente, per arrivare magari un domani anche al voto elettronico, perché è una condizione imprescindibile quella di avere una banca dati digitalizzata. Una banca dati digitalizzata che può essere ancora più importante dal momento in cui, come sapete, proprio in questo periodo scadono tutte le carte d'identità cartacee, e quindi potranno essere utilizzate solamente le carte d'identità elettroniche. E vedo che qua c'è, ecco, poco digitale ma molto utile lo scotch, grazie. Allora, il fatto di avere anche l'obbligo della carta d'identità elettronica potrà essere un bel match per poter migliorare ancora di più il processo di digitalizzazione. Questa è una cosa molto importante per i seggi. Noi in questi anni, mi ricordo anche negli scorsi governi, abbiamo cercato di affrontare anche la questione del voto, del problema della segretezza del voto. Ricordo un provvedimento che si chiamava urne trasparenti o qualcosa del genere, forse del Conte 1. Ogni governo si cerca di affrontare questo problema. Sappiamo che in questo paese c'è
c'è un problema importante per quanto riguarda anche il rischio di non segretezza del voto, i segni identificativi che vengono messi sulle schede, fino ad arrivare all'estremo che è ovviamente il voto di scambio. Il voto elettronico è stato già utilizzato per esempio in Lombardia come sperimentazione nel 2017 in occasione del referendum per l'autonomia, e ha dato anche ottimi risultati, ovviamente con gli strumenti che c'erano allora, senza questa banca dati nazionale. Però io credo che sia un punto fondamentale, e se serve qualche mese in più ovviamente per la delega non è un problema, sia un punto fondamentale per l'inizio anche di un nuovo percorso, affinché in questo paese venga scongiurato una volta per tutte una piaga gravissima ad ogni livello istituzionale, che è quello del voto di scambio, e che i cittadini siano anche agevolati nelle operazioni di voto. Quindi, rinnovando il voto favorevole da parte del gruppo Lega, ringrazio anche il sottosegretario Prisco e il Ministero dell'Interno per gli sforzi che si stanno facendo in questa direzione. Grazie. Qui Parlamento. Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Natalia. Questo era l'immenso Nino Rota, Bevete più latte, da Boccaccio 70 del 1962. L'episodio lo ricorderete tutti, con Anitona Ekberg e Peppino De Filippo, e le tentazioni del dottor Antonio. E allora noi alle 18:42 minuti e 6 secondi diamo voce all'ospite di questa sera, a cura della nostra Maddalena Baldini. Stasera parliamo di latte, ne parliamo con l'avvocato Roberto Brazzale, che guida l'azienda lattiero-casearia Brazzale, 200 anni di storia e molto altro ancora da fare, perché vogliono crescere ancora. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. E allora il mio gradito ospite di questa sera è l'avvocato Roberto Brazzale. L'avvocato Roberto Brazzale guida Brazzale SPA, che è un'azienda, la più antica impresa lattiero-casearia italiana, pensate, attiva senza interruzioni dal 1784, ma addirittura ci sono alcune fonti che parlano di un esordio attorno al 600. E in particolare la famiglia Brazzale nel corso del XX secolo ha svolto un cammino
costante di crescita, al punto che oggi sono veramente un esercito. Pensate, 900 addetti, 250 milioni di litri di latte raccolti ogni anno, 35.000 tonnellate di prodotti finiti esportati in oltre 60 paesi del mondo, e poi ancora una catena di vendita al dettaglio in 25 negozi per 1,5 milioni di clienti, un'attività in 10 stabilimenti tra Italia, Repubblica Ceca, Brasile e Cina. Avvocato, scusi, ma voi che cosa volete fare da grandi? Beh, essendo un'impresa familiare, la nostra non soffriamo di mitomanie, dunque seguiamo la crescita che i nostri clienti impongono in un certo senso con la loro domanda dei nostri prodotti. È chiaro che cerchiamo di fare il nostro lavoro il meglio possibile in ragione dei tempi, e questi sono i tempi fra i più belli di sempre. Decisamente. Senta, ma come si fa a coniugare una storia cominciata nel 1784 con il vostro stabilimento iperautomatizzato per quanto riguarda la produzione del formaggio? Come si fa a coniugare questa grande tradizione con le nuove tecnologie? Beh, a dire il vero, il concetto di tradizione viene qualche volta un pochino frainteso, perché tradizio non è passarsi una formula che rimane intatta nel tempo, ma al contrario è passarsi una cultura che implica per ogni momento l'utilizzo di ciò che di meglio offre la scienza, la tecnologia, il mercato, inteso come insieme di consumatori, di libertà e così via. Allora, devo dire che alla fine noi utilizziamo delle metodologie, delle tecnologie artigianali attorno alle quali, perché il risultato qualitativo del prodotto rimane comunque superiore, ma attorno a queste tecnologie artigianali, che comunque si evolvono nel tempo, noi cerchiamo di utilizzare al meglio tutto ciò che i tempi offrono. Allora ci sono benissimo essere ad esempio robotizzate, anzi questo ci permette di liberare risorse per funzioni più complesse e di magari fare il lavoro che prima era destinato agli uomini. Poi c'è anche un'altra cosa molto importante, che la libertà di spostamento, di movimento ci permette oggi di localizzare al meglio i nostri cicli produttivi. Il latte è una materia prima molto sensibile e delicata, che si esprime al massimo dove le temperature e il clima è ideale, dove c'è la cultura adatta per l'allevamento del bestiame del latte, che è molto esigente e delicato, e dunque oggi per noi è molto importante fare le cose dove riescono meglio, in particolare riuscire a fare il latte dove i foraggi hanno il miglior risultato e le bovine hanno il miglior benessere, e di conseguenza la materia prima diventa il massimo possibile. Ecco, così lo facevano anche i nostri vecchi, perché i nostri antenati si sono mossi dalla montagna, sono scesi in pianura e non hanno mai fermato non è mai venuta meno questa spinta a capire in ogni momento come si può far meglio il proprio mestiere e dove lo si può far meglio. Tant'è vero che, tra l'altro, domani sarà passato un anno, il 2 aprile 2025 avete ricevuto il titolo di maestro dell'arte casearia italiana a Palazzo Chigi, e la Presidente Meloni ha valorizzato con questo premio il vostro impegno in innovazione, sostenibilità, promozione dell'eccellenza casearia italiana nel mondo. Ecco, chi è il cliente tipo di Brazzale, in Italia e all'estero? Ma devo dire con una certa soddisfazione che noi copriamo tutte le categorie, sia il retail attraverso le 1000 forme
in cui si manifesta, a partire dalla grande distribuzione, ma anche tutte le altre possibili tipologie che nel mondo si incontrano. L'industria, oggi sempre di più l'industria elabora formaggi per realizzare piatti o preparazioni che poi vanno per lo più al retail. Pensiamo ad esempio, adesso per fare un esempio per gli ascoltatori, non so, la pizza surgelata, per dire, no? Se ne fanno milioni, decine di milioni ogni giorno. Oppure sempre di più per noi, da quando abbiamo sviluppato il nostro, cioè abbiamo voluto imprimere diciamo un cambio di marcia e un rinascimento al burro, e abbiamo deciso di fare il burro Rolls Royce, noi lo chiamiamo, cioè senza compromessi. Abbiamo sempre di più come cliente, ma come interlocutore, il grande mondo dei professionisti, pasticceria, panifici e ristorazione. E questo settore è quello che negli ultimi anni ci ha stimolato di più, ci ha dato più soddisfazioni, e interloquire con professionisti di quel calibro ci permette anche di spingere ancora più avanti i livelli qualitativi dei prodotti e la loro funzionalità, perché molto spesso adesso stiamo creando dei prodotti innovativi come delle creme, come dei burri speciali, che sono pensati proprio per esaltare il lavoro in pasticceria o nei ristoranti. Questo grazie al centro scientifico creato assieme alla Statale di Milano, che ci permette davvero un know-how formidabile che non avremmo potuto avere prima. Ecco appunto, un'industria lattiero-casearia che si mette insieme con un'università. Cosa prepara questo centro? Cosa studia? Ma diciamo che non abbiamo limiti, nel senso che andiamo dalla creazione di nuove formule, ad esempio di packaging, come il confezionamento in carta o in confezione riciclabile carta dei grattugiati Gramoradia, ma poi andiamo fino alla ricerca, non solo nella conoscenza profondissima della nostra materia prima e della possibilità di esaltare tutto ciò che la natura offre, ma anche alla formulazione di nuovi prodotti con ricerca, laboratorio, fatto sempre, diciamo, in cooperazione con alcuni grandi chef e pasticceri. Poi diciamo che comunque il centro scientifico, essendo creato assieme all'Università Statale, realizza anche dei papers pubblici che vengono pubblicati, ma la cosa che ci interessa sottolineare è che questa cooperazione, non è una cooperazione perché è proprio un'istituzione che abbiamo creato assieme, ha lo scopo di far conoscere e esaltare la natura del latte e tutte le qualità che il latte in natura ci offre, macro e micro componenti. Lei pensi per esempio, non lo so, a melatonina, lei pensi a tutti i micro componenti, non soltanto aromatici, ma che sono fondamentali poi anche nel fornire all'organismo ciò da cui può trarre grande vantaggio, e che oggi viene un po' sottovalutato. Oggi beve troppo poco latte perché si è vittime molto spesso di malintesi, di cattiva informazione, di superficialità. Ecco, lo scopo che noi abbiamo è quello di fare ricerca per esaltare questa meraviglioso regalo che la natura ci fa, che ancora conosciamo poco, ma che ci dà tantissimo, ci può dare sempre di più. Avvocato, naturalmente questo è segno della serietà e dell'impegno dell'azienda, però vede,
Mi viene una domanda un po' maliziosa, mi passi la battuta. Voi esportate in 60 paesi del mondo, tra l'altro avete questo progetto Ouro Branco Silvi Pastorilli in Brasile. Ecco, voi fate il burro Rolls Royce, cioè senza compromessi. Poi però arrivate sugli scaffali, magari in Brasile o in America, e trovate burrao meravigliao, cioè voglio dire, trovate l'Italian sounding, i prodotti che all'estero danneggiano il Made in Italy. Come li si combattono? Guardi, non è, mi permetto anch'io, lei mi fa piacere che lei sia un po' provocatorio, mi fa molto piacere e io le rispondo altrettanto. È l'impostazione assolutamente sbagliata, non c'è da combattere nulla. Italian sounding è semplicemente l'utilizzo di nomi italiani per prodotti che sono originari della tradizione italiana. Ora, questo dovrebbe farci piacere perché trascina anche i nostri prodotti. Le faccio un esempio, la mozzarella, che è un nome assolutamente generico e che chiunque può usare nel mondo perché è una tecnologia, a differenza della mozzarella di bufala campana che è una DOP, la mozzarella è un prodotto che vede il massimo esportatore negli Stati Uniti. No? Cioè, gli Stati Uniti sono i più grandi esportatori di mozzarella. Ma allora la domanda è, ma noi italiani, a fronte di una domanda di 15 miliardi, calcolata dallo studio Ambrosetti in 15 miliardi di prodotti, di formaggi ispirati alla tradizione italiana, cioè quelli che lei ha definito Italian sounding, la domanda attuale non è una domanda, è un consumo attuale di 15 miliardi. Quanti siamo in grado di farne? Beh, la risposta è poco più di 5 miliardi, cioè un terzo. Ma perché? Semplicemente perché non abbiamo la materia prima. L'Italia produce 13 milioni di tonnellate di latte che sono totalmente insufficienti a far fronte alla domanda di prodotti Italian sounding. Cosiddetti Italian sounding, lo dico in senso positivo, cioè che sono della tradizione italiana e vengono denominati con nomi italiani. Allora la domanda è, ma perché noi abbiamo così poco latte? In realtà non è che sia poco il latte, in realtà è che l'Italia è un territorio, ha un territorio bellissimo, ma dove prevalgono le montagne, Appennini, Alpi, cioè è un territorio difficile da utilizzare per la produzione di latte. E già 13 milioni di tonnellate sono una grandissima quantità che viene coperta per lo più dalla pianura padana. Allora, la domanda è, ma l'industria di trasformazione italiana, che è la vera artefice di questo grandissimo apprezzamento, sarebbe in grado di lavorarne di più? Ma certo, molto di più, magari sviluppando, approvvigionandosi di filiere proprie di produzione di latte dove ci sono le condizioni ideali. Ecco, questo abbiamo fatto noi, quadruplicando la produzione in Italia, quadruplicando il valore aggiunto, quadruplicando gli investimenti, aumentando di 4 volte diciamo, la ricchezza in Italia, grazie all'ampliamento delle nostre fonti di approvvigionamento a filiere che noi curiamo, nel caso di specie appena al di là delle Alpi, cioè tra Vienna e Praga, in Moravia, e questa è la via per, diciamo, per essere noi attori di questa grandissima domanda e non regalarla al resto del mondo. Non c'è nessuna irregolarità, non c'è nessuna diciamo, malizia nell'Italian sounding, c'è solo il segno di una enorme occasione persa dagli italiani che troppo spesso si riducono, si limitano alla lavorazione di materia prima italiana. Ecco, questo è un gravissimo errore di impostazione che ci sta costando ben 2 volte l'export odierno. Ed è un discorso che possiamo applicare anche al nostro grande concorrente in Europa, la Francia? Beh, guardi, forse le farà piacere sapere che in realtà la Francia è molto sopravvalutata nel mondo dei formaggi. Perché? Perché in realtà la Francia produce soltanto, trasforma soltanto l'11% del proprio latte in formaggi tipici, che sono per lo più formaggi difficili da esportare, in quanto molto spesso sono a latte crudo, sono formaggi diciamo molto molto locali. Tant'è che la più grande industria mondiale, la Lactalis, ha acquistato alcuni fra i più grandi produttori italiani di formaggi, per cui i francesi che comprano in Italia i grandi produttori di formaggi confermano che formaggio è Italia.
che poi i francesi siano grandi produttori di latte, questo è vero, siano grandi produttori di burro, questo è vero, ma noi ci siamo presi la soddisfazione di avere delle ottime vendite in Francia, in Germania e nei paesi grandi produttori di burro, perché il nostro burro ha delle caratteristiche che il loro non ha. Come nei vini dovremmo imparare a distinguere fra burro e burro, fra latte e latte, perché appunto in virtù dell'alimentazione del bestiame, l'ambiente e così via, ciascuno di questi burri ha proprie caratteristiche e ciascuno merita un proprio posto e un grande apprezzamento da parte del consumatore. Siamo noi i numeri uno al mondo dei formaggi, lo siamo anche grazie al viatico che ci fornisce il grande successo di pizza e di pasta nel mondo, ma, le ripeto, siamo noi stessi che ci autolimitiamo per avere scelto una via, quella della chiusura corporativa all'interno dei nostri confini e quello della riduzione a soltanto il latte nazionale attraverso per esempio le DOP della materia prima da lavorare. Avvocato, senta, lei insieme a suo fratello Gianni e a Pier Cristiano guidate la Brazzale e diceva appunto all'inizio della nostra conversazione siamo un'azienda, diciamo, a conduzione familiare con una storia familiare. Le domando, dov'è che finisce la famiglia e dove comincia il business? Ma intanto qualcuno deve averle fornito dei dati un po' vecchi. In realtà noi abbiamo oltre 1200 dipendenti, collaboratori che lavorano tutti i giorni assieme a noi, spalla a spalla, e il fatturato ormai ha superato i 350 milioni. Guardi, la natura di un'azienda familiare non può che essere quella che diciamo quella che la fa considerare una comunità. Noi siamo una comunità in realtà, per cui l'elemento della valorizzazione, questo elemento comunitario che fa sì che la proprietà sia direttamente coinvolta nella gestione, non solo direttamente coinvolta, ma che abbia come obiettivo non la massimizzazione della propria quota di capitale, ma la durata nel tempo e la serenità, la floridezza di questa comunità, ne dà la cifra caratteristica. E questo dovrebbe essere. Noi siamo qui da secoli e secoli, siamo qui da secoli assieme a tante persone del nostro territorio, ma anche di altri territori con cui si fa comunità. Ciò che noi come famiglia oggi abbiamo è la responsabilità di fare le scelte giuste, la responsabilità di avere un occhio di riguardo anche per quelle categorie tra i nostri collaboratori che sono magari in questo momento neglette. Faccio l'esempio, non so, delle madri lavoratrici, dei giovani genitori lavoratori che sono diciamo dimenticati a favore di altre categorie che hanno magari più peso nelle contrattazioni o nella vita politica, ma così in generale noi viviamo come una comunità e come una comunità cerchiamo di essere forti, difendere la nostra serenità, essere competitivi, non chiediamo nulla allo Stato, noi piace momento per momento sentire che stiamo interpretando bene i nostri tempi e che la nostra comunità aziendale è forte perché lavora, perché si impegna, perché intuisce e segue i tempi per quello che offrono. Le ripeto, mai tempi così belli come oggi, quando si può andare ovunque a fare impresa, si può andare ovunque a vendere i propri prodotti. E se pensi, bisognerebbe essere solo pieni di entusiasmo. Chi esprime, chi le dovesse dire che le cose non vanno bene nel nostro settore, guardi, lo dico fuori dai denti, o è in malafede o non sa fare il nostro mestiere. Senta, per concludere allora, visto che è un ottimo tempo, cosa c'è nel futuro di Brazzale? Ma guarda, ogni giorno, oggi, ci sono 8 miliardi e 300 milioni di persone alle quali ogni 4 ore torna l'appetito.
noi per quello che possiamo, per quello che siamo chiamati a fare, svolgiamo il nostro, diciamo, diamo il nostro contributo a questa grandissima sfida e pensiamo di continuare a lavorare come abbiamo fatto, specialmente, ma da sempre direi, ma negli ultimi 30 anni, senza avere nella nostra mente dei limiti dati dalle bandiere, dai confini, da queste cose che cambiano poi frequentemente. Siamo talmente vecchi che non ci scalda più il cuore queste cose qui. Noi sono secoli che siamo qui, eravamo qui ancora quando c'era la Repubblica Veneta, per cui cerchiamo di offrire al mondo il nostro lavoro, di offrirlo in base a ciò che i tempi suggeriscono, anche in termini di quella che si chiama oggi sostenibilità, con una parola abusata, ma di intelligente impiego delle risorse. E la prima scelta è quella di fare le cose dove c'è la vocazione per farle e di eventualmente di offrire al consumatore dei modelli come la nostra foresta, per esempio, che permette di neutralizzare le emissioni di carbonio degli impianti. Ecco, sono tutte attività che assieme a quella fondamentale della produzione lattiero-casearia ci permettono anche di arricchire e di offrire qualcosa di più che va incontro alla sensibilità dei tempi, poi una sensibilità che cambia da zona a zona, e anche questo è molto bello, di dover adattare se stessi alle varie popolazioni che si servono, anziché pretendere che le popolazioni si adattino a noi. Ma è tutto bellissimo, è tutta una grande sfida, e fare cibo, farlo buono, farlo sano, e anche magari dare soddisfazione, non è soltanto nutrirsi, ma provare anche piacere, beh, cosa potrebbe esserci di più bello? Davvero. E allora, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon appetito allora, a questo punto. Decisamente, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade e giuso inframortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar s'ansali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Di nuovo a te la linea, Antonino. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Alle
19, 7 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, o meglio, di Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Ma in questa parte noi ci occupiamo naturalmente di che cosa? Ci occupiamo ancora di arte e in particolare di cultura e di letteratura. Secondo voi Dante può essere un bravo psicologo, un bravo psichiatra? Ebbene sì, lo è, e come? Chi ce lo spiega? Ce lo spiega uno psichiatra, il dottor Roberto Rusca, che ha appena scritto un libro sul tema. Vai pure Natalia. Prima però, Vittorio Gassman, la preghiera alla Vergine dal canto 33esimo della Divina Commedia, Paradiso. Prego. E allora io ho il piacere di parlare col dottor Roberto Rusca, che è uno psicologo, psicoterapeuta, e in particolare lui è autore per le edizioni Delfino del libro che state vedendo qui in condivisione, Dante come percorso terapeutico, dalla patologia psichiatrica al paradiso interiore nella Divina Commedia. Intanto, dottore, grazie al suo tempo e grazie anche per questo spunto di conversazione e di riflessione molto interessante. Ma Dante quando è che ha preso a far stendere la gente sul lettino? Da cosa nasce la sua valutazione? La mia personale valutazione e interpretazione della commedia da questo punto di vista nasce dalla mia esperienza di psichiatra, prima ancora che di psicoterapeuta, avendo identificato patologie psichiatriche nella Divina Commedia. E quello che mi ha meravigliato è stata la precisione con cui Dante ci descrive alcune di queste patologie psichiatriche. Non mi sorprende che Dante ci dica a un certo punto che va visitando gli ammalati, quindi ci indica una consapevolezza sua delle patologie, nell'ambito ovviamente delle conoscenze medievali. Alcune di queste patologie che Dante ci descrive poi sono di una precisione degna di un testo di medicina o di psichiatria, per esempio quella dell'anoressia nervosa nel 23° canto del Purgatorio. Niente di meno. Ecco, io ho notato nello scorrere del suo libro addirittura che anche Virgilio ha un ruolo di psicoterapeuta. Come mai? Virgilio è lo psicoterapeuta di Dante perché, prima di tutto, si accorge che Dante sta attraversando una situazione esistenziale che non gli permette di progredire e quindi interviene per portarlo al di fuori di questa situazione. Virgilio si presenta come terapeuta dal punto di vista razionale, cioè quello che fa il terapeuta, di diagnosticare e impostare una terapia. Prima di tutto Virgilio deve vincere le resistenze di Dante, cioè il paziente spesso si presenta allo psicoterapeuta o allo psichiatra con resistenze alla terapia, cioè il timore di intraprendere questa terapia, tanto è vero che Dante dice di non essere degno di tutto questo e a un certo momento Virgilio dice la tua anima è da viltà offesa. Vincendo questa iniziale reticenza di Dante si può cominciare il percorso e queste resistenze si presenteranno più avanti quando arriveranno Virgilio e Dante davanti alla città di Dite, queste mura infuocate che rappresentano un ostacolo quasi insormontabile che mette alla prova Virgilio stesso, facendo temere a Dante di essere abbandonato da questo Virgilio terapeuta. Sarà Virgilio all'altezza del suo compito come terapeuta? Questo si chiede Dante fondamentalmente. Virgilio torna a rassicurarlo dopo aver parlato con i demoni che sono angeli caduti dal cielo e finiti nell'inferno. E addirittura la paura di Dante è talmente forte da essere quasi paralizzante. Ecco che Virgilio dice a Dante di non guardare
la medusa, altrimenti sarà paralizzato da questo volto e non ci sarà più speranza. Questa resistenza alla terapia si presenterà poi ancora più avanti nel purgatorio. Quindi è un tema ricorrente dove l'intervento del terapeuta è fondamentale. E le dirò di più, quando noi arriviamo al purgatorio troviamo che abbiamo davanti un angelo guardiano il quale dice che chi si volterà non potrà entrare, sarà rimandato indietro, come a dire chi interrompe la terapia fallirà, ma soprattutto questo angelo guardiano mette in evidenza l'esigenza di avere la chiave gialla, la chiave d'oro e la chiave bianca, la chiave d'argento, per aprire le serrature della porta del purgatorio. Che cosa significa questo? Tradizionalmente l'esegesi ci dice sono l'autorità del sacerdote e sono anche la sua abilità di capire il peccato per portare al perdono, ma sono anche le virtù del terapeuta stesso, di Virgilio, cioè il terapeuta deve avere la sua conoscenza professionale. Io psichiatra sono specialista in psichiatria, quindi ho la chiave d'oro, diciamo, ma devo avere la mia esperienza professionale per poter esercitare la mia attività, per capire la patologia e cercare una cura, e quindi in questo ho la chiave d'argento. E quindi ecco che un'altra volta Virgilio si presenta proprio con le caratteristiche del terapeuta. Non solo, Virgilio assume spesso un ruolo paterno, protettivo nei confronti di Dante, diventa una figura paterna come può diventare un terapeuta per il paziente e si trova comunque a dover aiutare Dante a superare parecchie difficoltà in tutto il percorso dall'inferno fino al paradiso terrestre. Dottore, senta, io vedo che c'è una riflessione molto interessante sulla comunità che ha un ruolo terapeutico. E dov'è questa comunità soprattutto? Dove la troviamo? La troviamo nel purgatorio. Le anime del purgatorio sono radunate insieme, Dante ci dice come pecorelle, prima di entrare nel purgatorio vero e proprio, sono nell'antipurgatorio, e anche quando sono nella fase terapeutica, cioè quando salgono questi gironi del purgatorio, sono insieme, comunicano tra di loro, agiscono come un gruppo, a differenza delle anime infernali che sono fondamentalmente isolate. Pensi che perfino Paolo e Francesca non comunicano tra di loro, sono in contiguità, non in comunicazione. Allora, nel purgatorio noi troviamo addirittura dei fattori terapeutici che lo psicologo psicanalista Yalom identificò come fattori terapeutici nelle terapie di gruppo, per esempio l'apprendimento interpersonale, tanto è che prima di entrare dentro il purgatorio Dante stesso suggerisce a Virgilio di chiedere a queste anime che circondano i due poeti quale sarà la via per salire la montagna. E c'è anche musica corale, cioè si vede che come nelle terapie di gruppo si è insieme, si condivide. Non solo, ma come nelle terapie di gruppo c'è un rito di ammissione, pensi al rito purificatorio di Dante e Virgilio, in cui Virgilio deve assoggettare Dante a questo rito, e pensi soprattutto al fatto che quando un'anima viene liberata dal purgatorio per salire al paradiso c'è un terremoto. Se lei pensa a una comunità terapeutica, deve anche considerare questo, che quando si entra in una comunità terapeutica bisogna essere accettati, si sarà
posti in una lista d'attesa come nell'antipurgatorio, e quando uno esce dalla comunità terapeutica si creerà comunque un momento, diciamo, di squilibrio, perché sarà la perdita di un membro che è stato finora parte di quella comunità, e sarà anche un rito di saluto per quella persona che si allontanerà. E non solo c'è questo, c'è anche un altro fattore che ci dice Dante: le anime, e questo è stato il caso di Stazio, lasciano questa comunità terapeutica che è il purgatorio quando si sentono pronte ad andare oltre, a entrare in paradiso. Così come in una comunità terapeutica non c'è tanto la dimissione del paziente quanto la decisione del paziente di aver raggiunto un certo equilibrio per cui decide di lasciare la comunità terapeutica, la terapia di gruppo. Dottore, ma scusi, in tutto questo, Beatrice che ruolo ha? Beatrice innanzitutto interviene più avanti, interviene nel paradiso terrestre, anche se si suppone che sia presente come il catalizzatore, diciamo così, attraverso un atto d'amore che fa sì che attraverso una reazione a catena Virgilio intervenga. Beatrice è una figura poliedrica, è una madre introiettata, è una donna ideale, è un simbolo di amore puro, quindi è un simbolo di fede. Ma attenzione, quando a scuola si studia la Divina Commedia si dice Beatrice è la fede, intendendo la fede in senso cristiano, ma Beatrice rappresenta anche la fede nel senso di fede nella terapia, che è una cosa molto importante. Nel mio libro, tra l'altro, ho parlato abbastanza di fede, speranza e carità come di virtù terapeutiche. Quindi Beatrice deve essere vista sotto diversi punti di vista, diciamo così. Non si può dire che sia la fede, che sia la madre introiettata, che sia insomma una cosa sola. È una figura, come ho detto un momento fa, poliedrica. Dante in paradiso incontra Cacciaguida, incontra gli antenati. Quanto la famiglia ha un ruolo in questa terapia? Ho fatto un esempio nel mio testo parlando della terapia transgenerazionale, cioè una forma di terapia in cui si esplorano sia certi valori che si sono ereditati dalle generazioni precedenti, sia la storia della propria famiglia per ritrovare un senso di identità. Per cui attraverso Cacciaguida Dante ritrova la storia della propria famiglia e quindi un senso di appartenenza. Chi sono? Da dove vengo? Cosa hanno fatto i miei antenati? Che significato ha tutto questo per me? Questa è la prima cosa a cui Dante deve rivolgersi. E la seconda è: quali valori mi hanno trasmesso i miei antenati? Tanto è che Cacciaguida parla di certi valori morali che adesso si vedono in decadenza nella Firenze di Dante. E quindi Dante, attraverso Cacciaguida, appunto, ci propone una forma di terapia transgenerazionale. Ecco, la grazia, il concetto della grazia che è dentro la Divina Commedia, che cosa ha come ruolo terapeutico? La grazia si potrebbe vedere come, diciamo, purtroppo con questi limiti, la buona sorte di chi riesce ad avere l'opportunità, attraverso uno stimolo interno o attraverso una riflessione o attraverso un atto d'amore che venga
appunto da un'altra persona, riesce a fermarsi e riflettere su se stesso. E infatti la grazia che parte da Beatrice parte come atto d'amore, che poi Beatrice la si voglia vedere come una figura introiettata o una figura reale a cui si dà nome Beatrice, questo direi è secondario. Quello che conta è che c'è comunque questo atto esterno. E ovviamente ho detto che questo limita il fatto che per accedere a una terapia bisogna avere questa grazia, questo colpo di fortuna, se vogliamo chiamarlo così, questa abilità all'autoriflessione o a un fattore esterno, una persona esterna che induca questa riflessione, a cercare insomma una terapia. Molto bene. Senta, torno un po' indietro. Lei nel libro accenna anche al concetto della natura come terapia. Dante, tra l'altro, ha una buona conoscenza della geografia italiana, lo dimostra, e la descrive molto bene. E allora come fa la natura ad avere un ruolo terapeutico nella Divina Commedia? Perché Dante, e qui bisogna guardarlo nella sua ascesa attraverso il Purgatorio, soprattutto nel Paradiso, Dante, diciamo, libero o nella fase di liberazione della sua psicopatologia, è in grado di apprezzare la bellezza e gli infiniti aspetti rasserenanti della natura. Lei deve pensare a un inferno in cui la natura è catastrofica. Possiamo pensare a una natura fatta di vulcani in eruzione, di estese glaciali polari, cioè una natura in cui non si può realmente vivere. Mentre i paesaggi naturali del Purgatorio e quelli che poi vengono ripresi nel Paradiso sono paesaggi in cui ci si sente bene, in cui la natura è armoniosa, in cui la natura ci fa apprezzare la bellezza del cosmo. E in questo i numerosi riferimenti all'astronomia hanno un senso. Un'ultima cosa, dottore, in questa società nella quale noi viviamo, Dante, che consiglio terapeutico ci dà in una società così stressata, sempre di corsa, nella quale tra l'altro in Italia c'è, si sa, le statistiche lo dicono, un alto uso e abuso, perché molto spesso li prendono senza prescrizione, di psicofarmaci. Cosa lo psicoterapeuta Alighieri suggerisce alla società del XXI secolo? Lo psicofarmaco ovviamente nella maggior parte dei casi è una droga, diciamolo pure apertamente, cioè è un tentativo di sopprimere il proprio disagio in modo chimico. Ora, quello che Dante ci dice è: cerca di riflettere su te stesso, e il messaggio di Dante in realtà era già il messaggio dato da Bernardo di Chiaravalle quando diceva scendi nel profondo dell'inferno con la mente, guarda i tormenti dell'inferno con la mente, cioè esplora fondamentalmente te stesso, esplora tutti i mali a cui tu puoi essere soggetto attraverso la conoscenza a volte di mali esterni, come vede lo psichiatra in reparto, come vede Dante che ce li rappresenta nell'inferno, al fine di raggiungere una consapevolezza di se stessi. Purtroppo certamente una situazione in cui si formano dei modi di agire e di pensare quasi automatici, condizionati da valori sociali o falsi valori sociali, fare questo può essere, diciamo, difficile. E forse lo era anche ai tempi di Dante, se vediamo in cosa fossero coinvolti i contemporanei di Dante. E forse noi vediamo la nostra società come particolarmente difficile
come particolarmente sviante, ma lo era anche ai tempi di Dante. E l'unica cosa che si può fare è cercare di offrire, soprattutto dal punto di vista terapeutico, dei mezzi, delle proposte, diciamo, che possano aiutare chi è disposto ad accettare questo aiuto, perché purtroppo, come ho detto anche nel mio testo, quello che è stata l'analisi dei sociologi non è mai servito a far cambiare la politica e la società di fatto. Dante comunque, se letto da questo punto di vista, può aiutare. Almeno questa è la mia esperienza personale. E allora, dottore, io la ringrazio molto, ricordo ai nostri ascoltatori il libro Roberto Rusca, Dante come percorso terapeutico, dalla patologia psichiatrica al paradiso interiore nella Divina Commedia, per i tipi, dell'editoriale Delfino. Dottore, grazie e buona Pasqua a lei. Signor Danna, io la ringrazio e vorrei concludere dicendo che, siccome questo libro lo voglio soprattutto dedicare agli studenti e agli insegnanti, in aggiunta all'ultima domanda che lei mi ha fatto, vorrei dire che Dante, visto da un altro punto di vista, può aiutare proprio anche questi adolescenti a riflettere e non a essere presentato come il Dante ostico difficile da interpretare nel modo tradizionale, che può anche a questo punto essere rifiutato. È vero, esattamente. È una prospettiva, tra l'altro, molto interessante. Grazie. Grazie a lei, signor Danna. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:33 minuti e 29 secondi, questo era l'immenso Piero Piccioni con Orgede de Leão, il reggito del leone, direttamente da Finché c'è guerra c'è speranza, con Alberto Sordi, anno di grazia 1974. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Tra un po' vi faremo una sorpresa, certo ve la mostreremo, il problema è che non potete vederla per radio, io ve la racconterò. Ecco, allora Natalia, vai pure con le immagini, vi portiamo a più di 10.000 chilometri dal pianeta Terra. Questa che state vedendo sul canale video della radio, lo descriviamo per i nostri ascoltatori, è il motore della capsula Orion che sta portando la missione Artemis 2 a circumnavigare la Luna, stavolta a una distanza maggiore rispetto a quella dell'Apollo 8 nel 1968 e probabilmente maggiore anche rispetto a quella dell'Apollo 13 del 1970, il disastroso successo dell'Apollo 13 nel 1970, come venne definito, e vedete che le immagini arrivano dal buio della notte dello spazio, e questo puntino, questo motore che si muove adesso è più che altro la forza di inerzia sulla traiettoria verso la Luna, e naturalmente questo è il viaggio che sta compiendo questa capsula con i 4 astronauti a bordo di Artemis 2. Mi piace ricordarvi chi sono questi uomini e questa donna eccezionali che stanno volando verso la Luna. Abbiamo il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e poi c'è un canadese, lo specialista Jeremy Hansen. Come sapete dovrebbero arrivare domenica attorno alla Luna, dovrebbero compiere l'orbita attorno alla Luna nella giornata di domenica e poi ci dovrebbe essere lo splashdown l'11 di aprile, perché questo è un viaggio abbastanza lungo, stiamo parlando di qualcosa come oltre circa 1 milionata di chilometri, quindi come potete immaginare è un viaggettino un pelo lungo. Mi piace darvi queste immagini per dirvi che l'Occidente non è finito. L'Occidente, vedete, credo sia stato Habermas, non vorrei sbagliarmi a dire, non rinuncio, no, Karl Popper lo disse, non rinuncio a sognare perché voglio continuare a vivere. Ecco, riuscire ad andare tra le stelle, tornare sulla Luna dopo tutto questo tempo, o meglio, circumnavigare la Luna dopo tutto questo tempo, poi ci torneremo tra 2 anni a quanto pare. Ecco, questo è quel sogno che permette all'Occidente di continuare a essere quello che è e soprattutto a dare delle ricadute da questi voli spaziali, perché tanti dicono a che serve, è solo uno spreco di soldi. Pensate, secondo i dati della NASA, per ogni dollaro che è stato investito in questa missione ne ritornano 3 nell'economia degli Stati Uniti d'America, e questo è anche il momento per sviluppare nuove tecnologie, per sviluppare nuovi mezzi scientifici che possono avere delle ricadute per esempio sulle cure mediche. Oppure vi faccio un altro esempio: i dissalatori o gli impianti di riciclaggio che ci sono all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche a bordo di Artemis e così via, possono essere applicati sulla Terra, per esempio dove c'è siccità di acqua, per impiegarli meglio. Sapete qual è il paese che in questo momento ha più problemi di mancanza d'acqua? L'Iran. E sapete che cosa significa se Trump gli bombarda le dighe? Che loro muoiono sia di sete che senza la corrente elettrica. Anzi, pensate, l'Iran è da circa un paio d'anni che ha problemi con il riempimento degli invasi, è una regione molto arida, è una nazione nella quale si spreca molto l'acqua. Pensate che
il 13% del territorio iraniano è adibito a coltivazione e l'agricoltura pesa per il 10% del PIL iraniano, ma il 93% dell'acqua viene impiegato per l'irrigazione inefficiente del settore agricolo iraniano. Le rivolte che ci sono state in questi ultimi 2 anni, più anche quella di gennaio, nascono anche e soprattutto da questo fatto: manca l'acqua. Manca l'acqua. Questo è il suicidio che gli ayatollah stanno imponendo alla loro stessa nazione. Se davvero giorno 6 non ci sarà questo accordo richiesto da Trump, se davvero verranno colpite le centrali elettriche, se verranno colpite, non dico le dighe, ma quantomeno la rete degli acquedotti in Iran, questo sarà un grosso problema per l'Iran, soprattutto per gli ayatollah. Voglio vedere poi come fanno a tenere a freno la folla inferocita, perché la folla inferocita poi travolge qualsiasi cosa. Le 19:39 minuti e 10 secondi, diamo un'occhiata anche alle ultime notizie, vediamo che cosa c'è sull'ANSA. Nel frattempo vi ricordo 340 670 9659 se volete essere dei nostri. ANSA, abbattuto in Iran un caccia USA, tratto in salvo un pilota, uno forse catturato, colpito l'elicottero che li cercava. Trump, possiamo trasformare Hormuz in un pozzo petrolifero per il mondo. Putin e Erdogan chiedono un immediato cessate il fuoco. 3 caschi blu indonesiani Unifil feriti nel sud del Libano. Distrutto il ponte B1. Medio Oriente, viaggio della Meloni nel Golfo, missione per la sicurezza energetica. La premier Meloni arriva in Arabia Saudita per una visita a sorpresa. Mi permetto di fare una piccola chiosa. Sapete che in questi giorni i paesi del Golfo stanno discutendo di costruire degli oleodotti alternativi diretti verso il Mediterraneo, e per giunta molti di questi potrebbero avere il terminale in Israele, proprio nell'ambito degli accordi di Abramo, per cui a maggior ragione, ecco qua, io mi immaginavo che arrivasse una domanda del genere. Antonino, ma ci credi veramente che quando andavo in giro con la 126 e non tutti avevano il telefono a casa sono andati sulla Luna? Va a dormire, va. La 126. Che cazzo c'entra la 126? La tecnologia che c'era negli anni 60 che ha portato l'uomo sulla Luna era avanti di decenni rispetto alla 126, che è una macchina che si ripara con pinze e giravite. Ma che cosa c'entra? Che cosa c'entra? E me lo scrivi per giunta da che cosa? Da uno smartphone che è erede del computer dell'Apollo 11, quello che ha portato l'uomo sulla Luna? Dai, su. Avanti. Torniamo a scuola, ragazzi. Vedete perché poi in questo paese i ragazzi vanno male in materie scientifiche, in matematica, non vinciamo premi Nobel nemmeno se viene giù nostro Signore? Per questo motivo qua. Poi puntualmente viene l'inizio dell'anno e annunciano i premi Nobel per la scienza, per la medicina e tutto il resto, e guarda caso sono quasi sempre americani, inglesi, gente che comunque studia e primeggia nelle materie scientifiche. Noi altri zero, basta. Carlo Rubbia nell'85 per il nucleare, nell'86 la Rita Levi Montalcini, poi abbiamo avuto il professor Parisi qualche anno fa e basta, finito. Ed è finito il film. Ecco, questo è il motivo. Per quello che di chi ti scrive, io andavo in giro con la 126, tu credi che siamo andati sulla Luna. Va bene, grazie, addio. Va bene, le 19:42 minuti, diamo un'altra occhiata sempre all'ANSA. Rino Gattuso si fustiga, lascia la nazionale, ho mancato l'obiettivo, scoppia il caso Federico Chiesa. La nomina, Mazzi è il nuovo ministro del turismo, ha giurato al Quirinale, il settore richiede la massima cura. Diamo anche un'occhiatina alla BBC, vediamo che cosa succede fuori dal nostro paese. Ecco qua, dal vivo, la BBC apre anch'essa con le ultime notizie sul pilota americano che è stato recuperato, l'altro non si sa. Questo aereo tra l'altro era un F-15 americano, questo è quanto dicono per il momento le fonti di informazione di cui abbiamo al momento disponibilità. 19:42 minuti e 50 secondi, noi ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione. Vi voglio ricordare, domani appunto alle 8 ci sarò io in sostituzione del grandissimo Pier Vittorio Scimia
per la rassegna stampa, poi avremo come sempre il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente, a seguire il garage dell'Alfista. Vi do una chicca, ecco, diamo una chicca per i nostri ascoltatori. Chi tra voi ha un Alfa 75 e sta seguendo la missione Artemis, sappia che nel 1985, quando l'Alfa ha approntato il manuale di vendita della 75, ai venditori è stata spiegata una piccola cosa, cioè l'Alfa 75 è esattamente come una capsula spaziale, perché alcune parti, così si legge nei manuali di vendita, potete verificare tranquillamente al Museo di Arese o al Museo Cozzi in quel di Legnano, parti della scocca dell'Alfa 75 sono tenute insieme da una resina, da un collante di derivazione dell'industria aerospaziale. Tant'è vero che il paragrafo in cui si spiega le varie parti che sono tenute insieme da questo collante è etichettato come una capsula spaziale. Pensate, questa è la tecnologia. Dice quali sono i vantaggi di andare nello spazio? Questo, che tu crei una resina particolare che semplifica la produzione di un'automobile. E che automobile, aggiungerei, già che ci siamo. D'altronde la 75 deriva dall'Alfetta e l'Alfetta, come tutti sanno, è figlia delle stelle. Va bene, noi per questa sera abbiamo finito, bella gente, grazie per essere stati ancora una volta con noi, ci ritroviamo domani all'ora alle 8 per la rassegna stampa e poi dopo Liberamente dalle 9.35 9.40 per il garage dell'Alfista. Grazie ancora, ci salutiamo con Dino Siani, Danza Rumena del 1979, che era la sigla di Grande Italia, l'ultimo spettacolo, l'ultimo talk show fatto da Maurizio Costanzo sulla Rai, e poi nell'82 cominciò su Rete 4 il Maurizio Costanzo Show. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.